spero che non vi faccio annoiare, con poca pazienza ma ad ascoltare. Se poi non vi piace, mi lasciate solo, senza battermi mano, mi mandate a fanculo. A così io capisco che è tempo sprecato, mi voglio i pupi e torno in un sogno lasciato. E allora, diciamo la prima poesia che si chiama Purtroppo chi prima o chi dopo si deve andare nell'aldilà. L'ho intitolata La Motte, ma non vi preoccupate. La Motte quando arriva non fa piacere, ognuno di sto mondo si naglieri, per chi ha completato la sua esistenza, per questo non c'è bisogno della sua presenza. Noi da sto mondo siamo di passaggio, non abbiamo avere paura, ma un poco di coraggio, perché quando si nasce già si sa che uno campa e poi si muore in pace. Perciò la vita l'ama pigliare allegramente, a così quando si muore non ci ne importa niente. Lo mondo è netunno e non è quadrato, non ti pigliare pena, richido che hai lasciato, perché quando sei stirato do tabuto, lo sai come si dice, qua dato ha dato e qua avuto ha avuto. Perciò io ti dico, non ti impressionare, due giorni che la morte ti viene a trovare. E vediamo l'ultima, se c'è sì. E allora, l'aldilà. Io mi dedico sempre alle poesie un pochettino dolci, cose. Guarda, dico una cosa, saluta come senti e spero che campate quanto a ma pace ha voluto a 102 anni. Io mi sono ripromesso di morire, di campare 10 anni più di mio papà, perciò 112 anni, io 75. Poco, che poi se un altro 5, 8, 10 anni in più di 112 anni, ne piglio stesso. E allora, l'aldilà, sento in lontano una voce che mi chiama, ci corro incontro, per me è cosa strana, sono i pensieri assumati in tali anni, mi faccio conto che sono 90 anni. La voce mi dice, vieni con mia, la vita è passata anche per te. Senti, ci dico a sta voce amica, spiegami tutto questa lunga mia vita. Sogno vecchio di anni e tu lo viri, hai fatto in ta vita un modo viri. In tuo corso di anni hai sbagliato, non mi pento di tutto e per questo hai pagato. Con una vita restenti, a pane e acqua hai cresciuto, non mi lamento della vita che hai avuto. Solo che sogno un poco dispiaciuto, permettimi che faccio un ultimo saluto. Voglio passare tutte le mie care, venendo con te, non le posso più passare. Dallo sonno a tutti i miei parenti cari, ogni notte per sempre li vengo a trovare. Ma sitto in tuo letto e ci parlo in tuo sonno, mi giro e rigiro guardandomi attorno. Penso e talio le mura della casa, vira a me maggi che a tutti si passa. Penso che è strano, una staucia vita, pensavo che fossi ogni cosa finita per sempre, la vita terrena, di oggi comincia una vita serena. Invece è vero e sogno contento, che sogno che è miei ogni momento ristaucia vita, dolore e pensieri, di ogni cosa è finita. Una vita serena, l'amore e il rispetto, anche se non dormo do solo letto. Grazie. Grazie Carmelo Denaro. Totò Roberto Candileno, il milanese di Noto. Eccolo qua il nostro amico. Io non reciterò una poesia, ma bensì un ricordo di infanzia, un racconto. Era l'anno 1942, in piena seconda guerra mondiale. Erano momenti di tensione e paura. Correva voce che gli anglo-americani fossero già sbarcati a Pantelleria. Allora i miei pensarono che sarebbe stato più sicuro trasferirci a Caltanissetta, lontano dalla costa.
A Caltanissetta ci ospitò la sorella di mia madre. Mio padre restò a Noto a espletare il suo servizio. Un giorno del mese di maggio del 1943, appena prima dello sbarco degli anglo-americani in Sicilia, noi ragazzi giocavamo a rincorrerci e ad un tratto sentimmo il rombo assordante di aerei in volo. Erano quadrimotori americani. Il cielo ne era pieno. Noi ci mettemmo a contarli. Io arrivai a contarne persino 22. Poi si sentirono degli scoppi. Gli aerei avevano sganciato alcune bombe di avvertimento. Ci fu un fuggi generale. Io e mio fratello Franco ci rifugiammo sotto il letto della casa più vicina, la cui porta era aperta. Cessati i bombardamenti, quando gli aerei si erano già allontanati, ognuno di noi si diresse verso la propria casa. Mia madre e mia sorella prepararono alcune masserizie, le caricammo sulle bisacce in groppa all'asina di zio Peppe per andare verso la sua cascina alle falde del Redentore, montagna che si erge a pochi chilometri da Caltanissetta. Durante il tragitto scorgemmo la villetta che sorgeva all'ingresso della città. Era stata poco prima bombardata, era rimasta in piedi solo la parete nord, su cui era appeso a un chiodo un orologio da panciotto con la sua catenina d'oro. Arrivati che fummo nella cascina dello zio, ci sistemammo in qualche modo, mangiammo qualcosa e a calar della sera andammo a dormire. Durante la notte fummo svegliati da un crepitio di spari. Ci affacciammo all'esterno. Lo spettacolo che ci si presentò era qualcosa di indescrivibile. Proiettili traccianti colorati di rosso, verde, giallo e blu solcavano il cielo illuminato da riflettori, rombo assordante di aerei in volo. Noi ragazzi eravamo affascinati e impauriti da tutto quel frastuono. Sembrava di essere in mezzo a uno spettacolo di fuochi d'artificio. L'indomani mattina si decise che il luogo dove eravamo non era molto sicuro, poiché si trovava nelle vicinanze della contraerea tedesca abilmente mimetizzata nella campagna sottostante. Quindi trasferimento in un altro potere dello zio Peppe, località Gessolungo. Per alcuni giorni mangiammo grano bollito e qualche tozzo di pane e olive, finché un giorno passò di lì un tizio che portava sulle spalle un sacco pieno di scatolette di carne, arraffate nel deposito militare di Terra Pilato, che era stato appena abbandonato dalle nostre truppe in ritirata verso la piana di Catania. Gli anglo-americani erano già sbarcati a Gela. Io, mio fratello Franco e mio cugino Gaetano decidemmo col consenso delle nostre mamme di andare anche noi nel deposito di Terra Pilato in cerca di viveri. Ci incamminammo per la trazzera che conduce al deposito, quando ai bordi della trazzera scorgemmo un moschetto e 3 elmetti militari italiani abbandonati per terra. Mio fratello, che da buon balilla, allora ci avevano militarizzato, da buon balilla prese il moschetto e un elmetto. Io e mio cugino, da buon figli della lupa, prendemmo gli altri elmetti, li calzammo e con passo cadenzato ci mettemmo in cammino per la nostra meta. Ad un tratto sentimmo un rumore di aereo. Si trattava di un cacciabombardiere americano, il quale volava a bassa quota, a valle alla nostra sinistra. Noi eravamo in collina e ciò ci permise di vedere il busto del pilota dalla carlinga trasparente. A quella vista noi ci mettemmo a urlare e a sbracciarci. Il pilota ci vide perché virò nella nostra direzione. Venne a destra e venne nella nostra direzione. A vedere l'aereo che man mano che si avvicinava diventava sempre più grande, avemmo la percezione che ci potesse essere del pericolo.
Con un balzo felino saltammo il muro a secco che avevamo poco prima superato, quando la mitragliera dell'aereo si mise a sparare nella nostra direzione. Frammenti di sassi del muro a secco volavano da ogni parte. Noi, accovacciati per terra dietro al muro, attendemmo che l'aereo si allontanasse. Ci guardammo. Nessuno di noi era rimasto ferito seriamente. Probabilmente fummo mitragliate perché calzavamo l'elmetto e mio fratello addirittura imbracciava il moschetto. Forse il pilota ci scambiò per militari sbandati. Buttammo via elmetto e moschetto e proseguimmo per terra pilato. Quando arrivammo, lo spettacolo che ci si presentò era scioccante. Capannoni fumanti e distrutti da bombe incendiarie. Centinaia di persone che correvano da un capannone all'altro per arraffare il più possibile. Hangar distrutti, la pista d'atterraggio per piccoli aerei bombardata. Noi ci dirigemmo verso un capannone che doveva essere stato un deposito di viveri. Infatti vedemmo all'interno una catasta di scatolette di carne. Alcune fumavano ancora, altre esplodevano dal surriscaldamento. Aprimmo i nostri sacchi di juta, ci facemmo largo tra la folla e ci mettemmo a raccogliere scatolette anche noi. Al primo contatto ci scottammo un po' le mani, poi con l'aiuto dei sacchi come protezione delle mani riuscimmo a raccoglierne così tante che quasi non si riusciva a trasportarle per il peso. Tornammo per la medesima strada. Nello stesso punto della traziera c'erano ancora per terra gli stessi elmetti e moschetto da noi abbandonati all'andata. Io e mio fratello ci guardammo e, come se avessimo avuto lo stesso pensiero, raccogliemmo elmetti e moschetto e con passo stanco, non cadenzato, ci dirigemmo verso casa, dove c'erano ad aspettarci i nostri cari. Mia madre, appena ci vide, urlò: disgraziati, quegli elmetti, dai a me il fucile. E in un attimo fece sparire tutto. Tirammo fuori dai sacchi le scatolette. Alcune le aprimmo. La carne, essendo stata surriscaldata dall'incendio del capannone, risultò essere di sapore amaro e affumicato, ma venne mangiata lo stesso, anzi divorata. Erano mesi che non se ne mangiava di carne. Gli anglo-americani avanzavano, erano nelle vicinanze della città. Si vociferava che regalavano pane, sigarette e cioccolata. Decidemmo di tornare in città. Arrivati all'ingresso della città, lo sguardo istintivamente si pose sulla parete nord della villetta bombardata. Tutto era come prima. Mancava solamente l'orologio appeso al chiodo e la sua catenina d'oro. Gli sciacalli predavano anche allora. Dopo qualche giorno, mentre giocavamo proprio in quell'incrocio, comparvero dei soldati americani in fila indiana ai bordi della strada. Uno di questi ci salutò in dialetto palermitano: ciao paesa! Rimanemmo sbalorditi e io gli chiesi: di onde sì? E lui rispose: figlio di palermitano sogno. Ci offrì subito sigarette e cioccolata. Gli americani si installarono in città e non mancarono più viveri di prima necessità, ma in casa non c'era una lira. I collegamenti ferroviari con Noto non erano ancora stati ripristinati, quindi sia noi che mio padre non avevamo modo di comunicare. Bisognava trovarci un lavoro per mantenere la famiglia. Abbiamo trovato sì un lavoro come sterratore di macerie di case bombardate. Mia madre ci confezionò come dei cuscinetti da mettere sulla spalla dove poggiava il badile. Facevamo avanti e indietro tutto il giorno per trasportare le macerie sui camion. Una volta il badile che trasportavo puzzava maledettamente.
Assieme alle macerie vi erano ciuffi di capelli neri attaccati ancora alla cute, anche se avevano portato via i cadaveri da sotto le macerie, qualche brandello qua e là emergeva. Dopo un certo periodo di questa vita ripristinarono i collegamenti ferroviari, così mio padre poté raggiungersi e rifocillarsi con ogni bene di Dio. Grazie Roberto, Totò Roberto Candileno, grazie per questa testimonianza di che cosa sia stata la guerra. E siccome Carmelo ha detto 112 anni, eccetera, abbiamo tempo per ascoltare altri tuoi racconti. E allora Carmela Di Rosa, poi si prepara Salvatore Spadaro. Sì, allora ho sentito qualcuno parlare della morte, è stato lui, come si chiama? Carmelo e Carmela. Tu hai parlato della morte, io parlo dei morti. Ah, se le morte potessero tornare, quanto sono le cose che ne avessero a dire. Ricerto ne scantassimo a loro apparire, perché troppo sono le cose che ne possono ribucciare. Ricursa a narrere volessero scappare, e nello silenzio di la morte a ritornare, ma se su venuto in motivo ciassire, mia giovagante non lo puoi fare. Ma onde se ne io lo meranne parlare, tutte le cose che ti volia insegnare l'hai dato nello funnore lo mare. Non era roba che ti volia lasciare, ma una ricchezza ranne chidda che seppe per campare. E tu, pigliato com'ero tu riludoscia fare, pensai agli soldi e mai allo ragionare. E ora cianci, ti senti meschinazzo e poveretto, eppure roba nai, ti potessi tu scialare, chiddo che ti manca, non lo ciui te lo può dare. Hai dato pure a rete per poterla ripescare, e manca è cosa che si può cattare. Ha ragione nai, se non meschinazzo e se non poveretto, un ricco fossi io, se avessi ancora la vita, chi da che ciui non aglio. Grazie. Ho sentito parlare d'amore da Corrado Bono. E quale amore più grande non c'è se non la mamma? Ti direi ancora, perché le cose più importanti poi alla fine sono non quelle scritte o sentite, sono quelle non dette che restano forse nel cuore. Quando la sera scende e si accendono le luci per la via, quando non odi più voci di passanti e tutto in quell'attimo s'acquieta, mi viene non so che di nostalgia. Ed osservando una poltrona mi par di rivedere mamma mia. La guardo assorta, intenta a sfogliare le pagine dei suoi pensieri, mentre sorride e sospira lei di tanto in tanto. Mi accosto a sfiorarle il viso, a baciare i suoi capelli bianchi, quando d'incanto l'immagine svanisce e mi ritrovo intenta a sfogliare pagine bianche non ancora scritte. Grazie. E concluderei questo girone perché si è parlato di problemi vari, di diversità, e non ricordiamo che siamo tutti figli della stessa terra. In un momento come questo in cui gli immigrati sono sempre di più, subito sembrano occupare i nostri spazi, ma è la storia che si ripete, prima noi da loro, adesso loro qui da noi. Quando veniamo all'umunno, tutti noi siamo, e di chi che ha destinato lo Signore, memoria non portiamo. Mangiamo, ne vestiamo, parliamo e camminiamo, avessimo avere tutti la stessa libertà di fare quello che volemo. Invece c'è chi vuole comandare, c'è chi subisce e chi si vuole ribellare, c'è chi ride, c'è chi cianci, c'è chi scappa e chi vuole restare, c'è chi ave tanto e niente vuole rare, c'è chi ave picca e sto picca stesso lo volesse rialare, c'è chi pensa tanto e chi non vuole pensare. C'è chi parla troppo e chi sente solo, senza mai parlare. C'è chi fa la guerra per i renari e qui che la guerra scappa per chi vuole campare. Costaranno confusione e cioè non pensiamo che la stessa terra tutti i figli siamo. Corremo come le pazzi, per niente ne ammazziamo e non pensiamo al fatto che se niente avemo quando arriviamo, niente a avere quando ne niemo. Grazie. Grazie Carmela Di Rosa, si arricchisce la serata di sempre articolati problemi.